Si chiamava De Filippo, ma suo padre era Scarpetta. Qual è la vera storia di Edoardo De Filippo? Io vorrei sapere. E tu? Edoardo De Filippo nasce a Napoli nel 1900. Sua madre era Luisa De Filippo. Suo padre era Edoardo Scarpetta, il re della commedia napoletana. Ma Scarpetta era già sposato. Edoardo De Filippo nasce da una relazione fuori dal matrimonio. Grazie al padre, Edoardo entra nel mondo del teatro, entra in scena fin da piccolo, ma dentro di sé porterà anche una ferita. Il padre non lo riconosce legalmente, porterà sempre il cognome della madre e a lui dovrà rivolgersi chiamandolo zio. Con lui crescono Titina e Peppino, stessa origine e stesso cognome materno. Nel 1931 insieme fondano una compagnia, il teatro umoristico I De Filippo. Con le sue opere Natale in casa Cupiello, Napoli milionaria, Filumena Marturano, Edoardo De Filippo fa una cosa enorme. Non racconta Napoli come cartolina, la racconta com'è, bella, ferita, affamata, contraddittoria, geniale. E proprio per Napoli Edoardo De Filippo compie un gesto concreto, compra il Teatro San Ferdinando distrutto dalla guerra e lo fa ricostruire utilizzando i suoi risparmi ed indebitandosi con le banche. Non costruisce un monumento a se stesso, restituisce una casa alla cultura popolare. Nel 1981 viene nominato senatore a vita e inizia a dedicarsi ai ragazzi detenuti negli istituti minorili. Per lui infatti non erano dei colpevoli da cancellare, ma dei ragazzi a cui dare teatro, lavoro, una seconda possibilità. Una delle frasi di Edoardo De Filippo che ogni tanto mi capita di ripetere "ha da passare la nottata", in italiano deve passare la notte, perché con questa frase Edoardo non ci stava solo dicendo di aspettare, ci stava insegnando a resistere senza perdere la dignità, ad avere fiducia, perché prima o poi anche il buio finisce. Forse è questa la sua eredità più grande, ha raccontato Napoli e la vita vera così profondamente da parlare a tutti noi. E voi che ricordi avete di Edoardo De Filippo?